Angelo 5, Associazione Concordia, una serata insieme nella pace per festeggiare il Natale e un buon anno nuovo con tutti gli amici dell'Associazione Concordia che per tutto l'anno ci regalano momenti belli con le loro manifestazioni teatrali. Sì, stasera abbiamo avuto il piacere di riunirci tutti assieme con i ragazzi, con chi ci ha collaborato, e mi dispiace che sia mancato qualcuno, ma aveva degli impegni che non poteva essere qui. Abbiamo chiamato gli amici del service, abbiamo dato attestati a tutti coloro che anche per un minuto hanno collaborato con noi e ci hanno permesso di ottenere tutti i successi che abbiamo avuto quest'anno. Come avete visto, abbiamo anche omaggiato dell'attestato anche TVA, te e Margherita, perché ci siete stati vicini in tanti spettacoli, anche nelle presentazioni, nelle riprese, e devo dire che abbiamo avuto un anno ricco di spettacoli, ricco di successi, e ci auguriamo che averlo festeggiato tutti insieme in concordia, dico sempre io, possa essere di buon auspicio per affrontare un nuovo anno ricco di successi, ma principalmente che ci sia la salute, la serenità tra di noi e si possa arrivare alla fine del nuovo anno a rivederci, a poterlo festeggiare come abbiamo fatto ora. So che ci sono dei programmi nuovi, c'è una cosa che bolle in pentola, ce l'anticipi? Meglio non anticipare nulla. Comunque per l'anno nuovo avremo delle grosse novità, perché ci cimenteremo anche in altre cose che non siano solo il teatro, per cui avrete modo di vederlo. Speriamo che ci riusciamo, oltre al teatro, che chiaramente quello non lo abbandoniamo perché è la nostra passione, quindi continueremo con spettacoli pirandelliani e non, ma poi ci dedicheremo anche a delle cose musicali e di riprese di film particolari, sempre culturali comunque, che interessano il contesto culturale e quindi i nostri autori agrigentini in particolar modo. È un progetto molto ambizioso.